6 trapianti salvavita in sole 48 ore all'ospedale Brozzo di Cagliari. Una maratona medica incredibile che ha coinvolto fegati, reni e cornee. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Fra un attimo vedremo come il lavoro di squadra tra chirurghi e anestesisti abbia reso possibile questa impresa. Ma prima ti chiedo un piccolo gesto. Se apprezzi il mio impegno nel portarti informazioni accurate, lascia un like e iscriviti al canale. Il tuo supporto è la mia forza nel dare voce alle eccellenze del nostro territorio. Tra il 6 e l'8 febbraio il principale ospedale della Sardegna è diventato il cuore pulsante di una macchina organizzativa perfetta. Mentre la città dormiva, 3 diverse equipe chirurgiche si alternavano senza sosta nelle sale operatorie per ridare speranza a 6 pazienti. I numeri sono impressionanti: 2 trapianti di fegato eseguiti dal team di Fausto Zamboni, 2 di rene con il gruppo di Andrea Solinas e 2 interventi alle cornee guidati da Massimo Datri. Un dispiegamento di forze che ha visto in prima linea non solo chirurghi, ma anche anestesisti, infermieri e tecnici specializzati. Ma come è stato possibile coordinare un'operazione così complessa in così poco tempo? Come ci sono riusciti? Il segreto lo svela il direttore generale Maurizio Marcias: una rete logistica e clinica solida, capace di rispondere a casi di elevata complessità con una precisione millimetrica. Questo risultato straordinario conferma il Bruzzo di Cagliari come un'eccellenza assoluta nel panorama sanitario nazionale. Un successo che trasforma la dedizione del personale in una nuova vita per 6 persone. Una grande notizia per la sanità in Sardegna. Con questo chiudo la notizia di oggi. Cosa ne pensi di questo straordinario risultato della sanità sarda? La tua opinione è importante, quindi commenta. E per non perdere nessun aggiornamento della nostra isola, iscriviti all'Isola in Forma e metti un bel like. Ci ritroviamo al prossimo video e grazie per tutto.